Buonasera, le principali notizie. L'addio siciliano a Pippo Baudo, scomparso a 89 anni nel 1979, aveva inaugurato le trasmissioni di Antenna Sicilia. I grandi successi in Rai, da Canzonissima a Sanremo, passando per Fantastico e Domenica In. Il ricordo e la commozione di chi lo ha conosciuto, tra loro il nostro direttore Michele Cucuzza, l'amico di sempre Tuccio Musumeci, a Militello, suo paese natale, funerali mercoledì pomeriggio. Sant'Agata d'estate, Catania festeggia la traslazione da Costantinopoli delle reliquie della patrona della città. Controesodo, traffico sulle autostrade, situazione sotto controllo agli imbarchi di Messina, giornata da bollino rosso, ma il vero esodo è atteso nel prossimo fine settimana. Meteo, maltempo anomalo metà agosto in Sicilia con pioggia, vento e grandine. Sull'Etna spunta la neve sulla sommità. Calcio, il Palermo passa il turno di Coppa Italia ai danni della Cremonese. I rosanero vincono ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Siracusa fuori dalla Coppa di Lega Pro. Buonasera, eccoci. L'Italia intera è a lutto per la scomparsa di Pippo Baudo. Il popolare conduttore televisivo si è spento a Roma ieri sera a 89 anni. Nel 79 aveva inaugurato le trasmissioni di Antenna Sicilia, poi grandi successi, Rai, da Canzonissima a Sanremo, per pure passare a Fantastico e Domenica In. Sentiamo Desiree Ferlito. La pagina della Sicilia con le foto fatte nel corso del programma. La foto della Sicilia, cioè la pagina Sicilia di domani mattina. Questo palazzo, questi corridoi, queste stanze hanno conosciuto il re della televisione quando, reduce da programmi di successo in Rai, decise nel 1979 di inaugurare le trasmissioni di Antenna Sicilia, dove un anno più tardi condusse la prima edizione del Festival della canzone siciliana e dove tornava tutte le volte che poteva. Pippo Baudo ci ha lasciati a 89 anni. Sono le 21:33 di sabato 16 agosto, quando la notizia viene battuta dalle agenzie. Si è spenta all'ospedale Biocampus di Roma, dove è stata allestita la camera ardente. I funerali si terranno invece in Sicilia, mercoledì 20 alle 16, nella sua Militello in Val di Catania, dove è nato e cresciuto e dove era iniziata la sua passione per lo spettacolo, mentre stava ancora studiando giurisprudenza all'Università di Catania. Laurea che ha poi conseguito, pur non avendo mai esercitato la professione forense. Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo, per tutti, è stato sempre Pippo. Suo il record di conduzioni del Festival di Sanremo con 13 edizioni. E poi Canzonissima, Fantastico, Domenica In, solo per citare alcuni dei suoi programmi di successo. L'ultimo dei 4 moschettieri della famosa foto del 1967, che lo ritraeva assieme a Enzo Tortora, Corrado e Mike Bongiorno. In tanti lo definivano semplicemente la televisione. Mattatore con pochi fronzoli e un carisma e un'umanità che arrivavano dritti al cuore dei suoi telespettatori. Nella sua carriera ha lanciato e rilanciato personaggi come Milva, Mietta, Anna Oxa, Lorella Cuccarini, Eder Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Posini, Barbara D'Urso e molti altri. Celeberrimo il suo "L'ho inventato io", come se scoprire talenti e regalarli alla TV italiana fosse una sua dote, come un papà che guida e guarda i suoi figli spiccare il volo. La scomparsa di Pippo Baudo segna la fine di un'epoca della televisione italiana, dice il presidente della regione Schifani, ambasciatore della sicilianità nel mondo, commenta il sindaco di Catania Trantino. E adesso il commosso ricordo del nostro direttore Michele Cucuzza, che oltre alla stima per Baudo manifesta riconoscenza e legame verso chi ha inventato la TV moderna, a cui anche lui sente di essersi ispirato. Ascoltiamo. Io cerco di vincere anche il dispiacere personale, visto anche la conoscenza, una certa frequentazione che abbiamo avuto con Pippo Baudo, soprattutto negli anni scorsi. Lui era la televisione moderna, questo lo dicono tutti, l'ha inventata lui, cantava, ballava, suonava, faceva canzoni, Donna Rosa, ma soprattutto conduceva, non era un presentatore, era un conduttore maestro assoluto. Ha inventato la televisione moderna alla quale abbiamo attinto tutti noi, e quindi noi giovani, quando abbiamo cominciato
pensato, per esempio io che avevo fatto per tanti anni il telegiornale e poi mi ero cimentato con la vita in diretta nell'intrattenimento misto all'informazione, c'era lui, lontano ma c'era, ci proteggeva in qualche modo. Noi facevamo la televisione come dire, con le innovazioni nostre, perché c'era lui che indirettamente continuava a tutelarci. E ancora oggi, fino a ieri sera, dalla sua Sicilia, dalla nostra Sicilia, lui che non era più in TV, che purtroppo stava male, era la garanzia per noi televisivi che tutto andasse bene, che quella era la televisione giusta da fare. Sentito anche il ricordo di Tuccio Musumeci che dice: un'amicizia lunga una vita. E l'attore catanese ricorda e dice: per me era un fratello. Desirée Ferlito. Pippo Baudo intimamente era timido. È un racconto intimo di chi Pippo Baudo lo conosceva bene. Pippo Baudo, io c'è qua, eravamo ragazzini, qua eravamo al Lido dei Ciclopi a Catania. Una raccolta di foto inedite di un Pippo Baudo giovanissimo, ai suoi esordi, con l'amico fraterno di sempre, Tuccio Musumeci, che oggi è una fucina di ricordi, racconti, aneddoti. Questo era quello che noi guadagnavamo l'estate del 1958, il ficcanaso, che era scritto da lui. Lui si passava in passerella, perché eravamo ai teatri qua in Sicilia, passava in passerella con la bicicletta. Lui ce la faceva perché aveva le gambe lunghe, ma io non potevo passare perché cascava una buca. Un'amicizia lunga una vita, ancora viva nonostante la lontananza. Pippo tornava a casa quando poteva, rimasto fedelissimo alle sue origini, alla sua città, ai suoi amici di sempre. Tutta l'infanzia che l'abbiamo passata assieme dal 1958, dal 58, quando sono rientrato in Sicilia, perché io vivevo allora a Modena, che ero iscritto in medicina, e poi ho cambiato mestiere, perché c'è stato questo, che suo papà non voleva assolutamente che noi facevamo questo mestiere, perché lui doveva fare il notaio e io dalla parte mia famiglia, dei Gaetani, da parte mia madre, erano tutti medici e scienziati e io dovevo fare il medico. Ogni tanto passava suo padre, lui suonava il pianoforte, passava nella stanza suo padre, a casa sua, in via Vittorio Emanuele, a Catania. Dici, bravo, state studiando. Un ragazzo pieno di sogni e talento che nascondeva al padre, che lo avrebbe voluto notaio, la sua vera passione, il piccolo schermo. All'inizio avevamo gli smoghini, questi smoghini di nascosto, li nascondevamo nella portiera di mia nonna, va bene, perché suo padre dice: ma che dovete fare con queste cose qua? Lascia un vuoto. Un vuoto tremendo. E i funerali di Pippo Baudo si svolgeranno nella sua Militello mercoledì prossimo alle 16 nella chiesa di Santa Maria della Stella. E adesso ascoltiamo anche il ricordo del sindaco della cittadina Burtone e quello di Salvo La Rosa. È una giornata di sofferenza e di dolore. Pippo è ed era amato dalla sua città. Lo abbiamo sentito sempre come un amico, come un fraterno amico. Ecco perché mancherà alla sua famiglia, mancherà agli amici, mancherà a tutta la comunità di Militello. C'è stato un binomio che si è creato negli anni. Militello, la città di Pippo Baudo, è stato orgoglio per Pippo, ma è stato orgoglio anche per tutti noi. Viene a mancare certamente un grande siciliano, innamorato della sua terra, ma anche un grande uomo di televisione, di quella televisione che non c'è più, la televisione di Maurizio Costanzo, di Corrado, di Mike Bongiorno, di Raimondo Vianello, di Enzo Tortora. Lui era veramente l'ultimo grande maestro e quindi siamo veramente profondamente addolorati, è un dolore enorme e mi piace ricordarlo proprio nella sua e nella nostra Antenna Sicilia, un'emittente che lui amava tantissimo, e quindi proprio da questi canali dico davvero ciao Pippo, ci mancherai con tutto cuore. Un re, un gigante, Super Pippo. I giornali celebrano così la carriera di Pippo Baudo e ne tracciano il profilo. Marco Carli.
Il più semplice addio ad un grande, un grandissimo della televisione. È la scelta di molti giornali, come il Corriere della Sera o il Giornale di Sicilia. Partiamo da qui, dal sentimento del popolo della TV che lo seguiva. Un personaggio dunque, ma anche un fedele compagno delle serate degli italiani di un tempo, quando non c'era la pay TV o l'on demand e si viveva di appuntamenti fissi, quelli che Baudo conduceva con maestria. Tanto da meritare l'appellativo di re, che gli riserva fra gli altri a Repubblica, con Mattarella, che lo definisce un innovatore. Lo è stato di certo anche ad Antenna Sicilia, la TV voluta dall'editore Mario Ciancio e lanciata proprio da Pippo Baudo. La Sicilia ripropone un'immagine simbolo del periodo, un momento di storia per la nostra emittente che ritorna sul sito siciliaweb.it. Con lui, si legge, nacque Antenna Sicilia. Il sito ricorda anche che Baudo è scomparso il sabato sera, il giorno in cui l'Italia si fermava per seguire le sue trasmissioni. Fantastico Pippo titola il giorno, richiamando il programma di grande successo. Anche sul Libero si parla dell'ultimo sabato sera di Pippo. Un gigante per la Gazzetta del Sud. Ha condotto 13 festival di Sanremo, un record riportato da tutti i quotidiani, mentre Repubblica Palermo ne traccia la carriera da Militello alle prime serate. Un autentico super, come molti lo hanno chiamato durante la sua carriera e come anche i giornali lo celebrano. Super Pippo, se n'è andato, il suo modo di fare televisione resta per sempre. Con l'apertura del Sacello e l'esposizione del busto reliquiario di Sant'Agata in cattedrale ha avuto inizio a Catania oggi l'intensa giornata di preghiera e la festa della traslazione da Costantinopoli delle reliquie della Martire catanese, patrona della città. Il pontificale è stato celebrato dall'arcivescovo Luigi Renna. In serata la processione, seguita da un bagno di devoti, l'annuncio dell'anno giubilare agatino per la ricorrenza dei 900 anni dalla traslazione appunto delle reliquie. Veniamo al naufragio dei migranti. Domani ad Agrigento inizieranno le tumulazioni delle 10 salme arrivate a Porto Empedocle. Altre 13 vittime saranno trasferite da Lampedusa. Davide Sardo. Le 10 salme dei migranti arrivate ieri a Porto Empedocle saranno tumulate a partire da domani, lunedì, nei cimiteri della provincia di Agrigento. Un gesto reso possibile grazie alla gara di solidarietà e alla disponibilità mostrata dai sindaci del territorio. Una tragedia nel nostro mare Mediterraneo e ogni qualvolta c'è questo tipo di tragedia credo che è un fallimento di tutta l'umanità, è un fallimento collettivo. Credo che tutti ci dovremmo sentire falliti, al di là di ogni situazione che possiamo vivere ciascuno. Intanto altri primi cittadini dell'Agrigentino hanno risposto all'appello del prefetto e si sono detti pronti ad accogliere nei propri cimiteri le altre 13 vittime del naufragio avvenuto mercoledì scorso. Le salme, che si trovano ancora a Lampedusa, verranno trasferite a breve a Porto Empedocle per poi essere destinate ai comuni che hanno dato disponibilità. Al cimitero di Canicattì si trovano le salme di una bimba di appena 11 mesi e di suo padre. Voglio che la mia bimba e mio marito possano essere seppelliti nello stesso posto in cui sarò tumulata io, ha chiesto la giovane madre somala ai rappresentanti di un'associazione che la stanno assistendo. La donna, sopravvissuta al naufragio, si trova ancora nell'hotspot di Lampedusa e raggiungerà Canicattì nei prossimi giorni per dare l'ultimo saluto ai suoi familiari. Un quadro che racconta la tragedia del Mediterraneo, ma anche la risposta corale di un territorio che, ancora una volta, sceglie l'accoglienza e la dignità del rispetto umano. Una breve pausa e poi ci occuperemo del controesodo di metà agosto. Sono ore di traffico intenso sulle autostrade siciliane, la situazione comunque resta sotto controllo agli imbarchi delle compagnie di traghettamento a Messina. Il primo weekend di controesodo è da bollino rosso, ma il grosso del traffico è atteso nel prossimo fine settimana. Francesco Triolo. Il primo weekend del controesodo è filato via liscio senza grandi problemi, soprattutto nel nodo cruciale degli imbarchi dei traghetti di Messina. Il piano viario predisposto da Prefettura e Comune di Messina ha retto il flusso di veicoli in uscita dall'isola. Non ha preoccupato se non nelle prime ore del pomeriggio di sabato, quando la coda delle auto è arrivata sino al viale Boccetta. Il tratto che conduce al serpentone degli imbarchi privati è stato presidiato da 5 pattuglie della Polizia Municipale, una ad ogni incrocio. L'attesa, soprattutto nelle prime ore della mattinata, non ha superato i 30 minuti. Si è riusciti a smaltire velocemente anche per la presenza di 7 navi delle compagnie private, più altre 3 di Blue Ferries contemporaneamente in mare.
Il grosso del traffico in uscita invece è atteso per il prossimo weekend. Diversa la situazione su strade ed autostrade. Il Consorzio Autostrade Siciliane segnala traffico intenso sulla A18 in direzione Catania, soprattutto tra Acireale e San Gregorio. Oggi, ma anche domani mattina, vengono considerate giornate da bollino rosso per il rientro in città di chi ha trascorso il ponte di Ferragosto in località balneari. Un movimento intenso di mezzi che è previsto anche per la prima mattinata di lunedì. Maltempo anomalo a metà agosto in Sicilia con pioggia, vento e grandine in diverse province dell'isola a provocare danni e disagi. A Randazzo chiuso in via precauzionale il ponte Alcantara. Veronica Barbarino. Giorni di agosto decisamente insoliti in Sicilia, non solo sole, mare e vacanze, ma anche vento, grandine e persino neve sull'Etna. A Randazzo la forte pioggia ha messo in difficoltà la circolazione e a causa della piena del fiume ANAS ha disposto la chiusura precauzionale del ponte Alcantara sulla statale 116 dopo il distacco di un parapetto. I tecnici sono già al lavoro per garantire al più presto la riapertura in sicurezza. Disagi anche nel siracusano, dove a Marzamemi un uomo è stato colpito da un fulmine. Le sue condizioni però non destano preoccupazioni. Il maltempo non ha risparmiato nemmeno il territorio ragusano, dove a Modica una tromba d'aria accompagnata da grandine e pioggia intensa ha divelto alberi e cartelloni pubblicitari, reso pericolanti i pali della luce e danneggiato diverse strutture. Situazione difficile anche nel Palermitano. Le condizioni avverse hanno provocato l'interruzione della fornitura elettrica in numerosi pozzi e impianti che alimentano le reti idriche del capoluogo e di diversi comuni della provincia. Sempre a Palermo, 2 voli diretti a Malta sono stati dirottati nella notte all'aeroporto Falcone Borsellino a causa della tempesta che ha investito l'isola dei Cavalieri. Ancora per le prossime ore la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla su gran parte dell'isola. Possibili temporali, vento forte e nuove grandinate prima del ritorno del bel tempo lunedì. Segnali di crisi per il turismo a Palermo. Secondo Federalberghi si sta registrando un calo del 10% rispetto allo scorso anno e tutto sarebbe legato alla percezione della città che in quest'estate ha fatto registrare molti momenti di violenza, soprattutto ai danni di turisti in centro città. Sentiamo Marco Bulla. Calo del turismo medio del 10% rispetto allo scorso anno. Altro che boom, secondo Federalberghi Palermo, nel capoluogo siciliano si sta registrando una brusca frenata delle presenze turistiche. Secondo l'associazione degli albergatori, la flessione non è riconducibile a una riduzione dell'offerta, ma a fattori legati alla percezione della città. 2 mesi fa avevamo lanciato un allarme preciso, consapevoli che senza interventi concreti avremmo pagato un prezzo alto. Oggi quel timore si è trasformato in realtà. Ad agosto registriamo un calo del 10% delle presenze a Palermo. E non parliamo solo di numeri, ma di posti di lavoro, di imprese, di famiglie che vivono di turismo. Abbiamo persino registrato cancellazioni documentate anche dalle cronache dei giornali. Poca sicurezza in città e mancati interventi da parte delle istituzioni, secondo la Di Stefano, sono elementi che stanno nuocendo al flusso turistico in città. A causa di una percezione di insicurezza che sta intaccando l'immagine della nostra città. Palermo ha un potenziale straordinario, ma in un mercato globale altamente competitivo l'immagine è tutto e se non proteggiamo il nostro brand Palermo rischiamo di compromettere anni di lavoro. Segnali di crisi anche da altre città siciliane come Agrigento, Ragusa e Trapani, un campanello d'allarme che non deve essere sottovalutato. Breve pausa e poi la pagina dello sport, il calcio, il Palermo passa il turno di Coppa Italia, mentre in Serie C il Siracusa resta fuori dallo stesso torneo. Eccoci al calcio, il Palermo passa il turno di Coppa Italia ai danni della Cremonese, vittoria ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Marco Gullà. Il primo ballo della stagione rosanero, il Palermo stacca il biglietto per i 16esimi di finale di Coppa Italia, batte la Cremonese ai rigori dopo che il match era terminato prima di B al Barbera contro la Reggiana. Abbiamo subito pochissimo, siamo stati compatti. Chiaro, ci sono cose da migliorare, ma siamo qui, io sono qui da poco e aver visto comunque la squadra con questo spirito, questa attitudine,
e anche la felicità dei ragazzi sotto la curva sono cose molto belle di buono. Speriamo sia di buon auspicio per sabato, perché insomma inizia il campionato e vorremmo iniziare nel migliore dei modi. Siracusa ha sconfitto 2-1 a Foggia, eliminato al primo turno della Coppa Italia di Serie C. Sergio Colosi. Sarà il Foggia l'avversario della vincente di Crotone Catania. I rossoneri nel primo turno della Coppa Italia di Serie C hanno superato 2-1 lo Zaccheria e il Siracusa, con gol al 21esimo dell'ex Messina Garofalo su rigore e raddoppio di Bevilacqua in prossimità dell'ora di gioco. Di Contini su cross di Guadagni al minuto 22 la rete dei siciliani, che hanno avuto il merito di rimanere in partita fino all'ultimo. Lavori in corso per due squadre destinate ad un robusto mercato. Archiviata la Coppa, il Siracusa guarda al futuro dei suoi vertici tecnici. A Foggia in panchina c'era Spinelli e non Turati, ufficialmente per problemi di salute. Assente da giorni anche il direttore sportivo Laneri per questioni familiari. Il presidente Ricci, in una nota, garantisce il rispetto di programmi e obiettivi con Turati e Laneri al centro del progetto. Serve una nuova fideiussione, promessa ma ancora non arrivata dall'estero, ad integrazione della precedente, per fare mercato e rendere il Siracusa competitivo. È l'unica strada per ritrovare Turati, Laneri e la serenità perduta dopo la brillante promozione. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.